Mister Benanchi, l'amaro in bocca, una partita che sembrava avviata sullo 0-0, un primo tempo però con più di una recriminazione, alla fine una sconfitta, un contropiede su punizione, tra l'altro con un'altra espulsione. Sì, purtroppo è un momento che gira un po' così, poi d'altra parte colpa è nostra, perché se non sfruttiamo le occasioni che ci capita, poi dopo il calcio basta anche un minimo errore oppure una giocata del singolo e il risultato cambia. Peccato, poi uno perché è un derby e quindi ci si teneva a fare bene, poi per le occasioni mancate nel primo tempo, quello sicuramente. Poi anche è vero, il suo tempo siamo ripartiti bene i primi 20 minuti, però non è che abbiamo creato tantissimo. Poi lo sappiamo, loro giocano di rimessa e lì sono stati bravi su quella situazione, colpa anche nostra, abbiamo regalato quel passaggio dentro su una palla nostra e poi bravi, quindi niente. Va detto che i complimenti anche da parte di Mister Sbrilli verso l'Atletico, quindi è questo Certo. già una cosa importante che comunque sia dall'idea di una partita che era sostanzialmente equilibrata. Sì. Maschia, come è giusto che sia stato, soprattutto nel secondo tempo. L'Amiata ha avuto anche altre due grandi occasioni per raddoppiare, però che voi come Atletico vi siete riversati tutti nell'area senza riuscire. Cosa è mancato veramente? L'ultimo tocco, il tiro, la precisione? Bella domanda, perché poi anche Che l'impegno mi è sembrato no, assoluto, no? no, ma diciamo l'andamento della partita, il pareggio era il risultato giusto. Poi sono quelle partite che chi le sblocca per primo fondamentalmente 99 su 100 le porta a casa. Questo purtroppo è un po' una cosa che ci portiamo dietro all'inizio stagione. Abbiamo fatto tante partite dove abbiamo perso, cioè abbiamo perso 5 partite per 1-0 e delle 5 sconfitte abbiamo creato. Oggi è la partita dove abbiamo creato di meno tra tutte le sconfitte. Quindi volevo dire, Basta pensare a Montalcino domenica passata, no, insomma. Montalcino ecco, in maniera enorme, ma Capolona, Ponte d'Arbia. Così è, e quindi niente. Si riprende domenica, prima delle vacanze, facciamo questo regalo ai tifosi. Sì, sì, ormai questa è andata e quindi nulla. Testa al Torrenieri a domenica prossima.